Un passaggio in Veneto prima di incontrare a Roma il 6 ottobre il ministro Bodi sulla riforma dello sport che tanto fa temere una buona parte degli addetti ai lavori. E nel solo calcio dilettantistico si parla di 1.090.000 tesserati, compresi i settori giovanili. La lunga esperienza dirigenziale del presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete lo porta a invitare alla calma rispetto a timori che giudica comunque fondati. I principi che sono alla base della riforma, quindi un riconoscimento per quelle figure che già svolgono un'attività lavoristica, anche se a livello dilettantistico, e il fatto naturalmente di dare più opportunità di libera scelta ai tesserati con l'abolizione del vincolo sono due realtà che non possono non essere condivise. Però occorre stare attenti agli effetti della riforma. I tempi purtroppo sono stati sbagliati perché naturalmente si è incardinato un decreto del 1° di luglio a cui è derivato successivamente un altro decreto correttivo che è entrato in vigore, e questo ha generato a stagione inoltrata grande confusione all'interno del mondo dilettantistico e giovanile. Per questo Abete sta operando una lunga serie di incontri, come i 2 in Veneto a fianco del presidente del locale comitato regionale Giuseppe Ruzza. Per far comprendere ai nostri dirigenti che questa riforma può incidere sulle categorie apicali del mondo dilettantistico, ma che non deve in qualche modo far venir meno passione, non deve aumentare la burocrazia e i vincoli per tutti quelli che fanno un calcio di base reale, quindi nelle categorie inferiori rispetto alla stessa Serie D o alla stessa eccellenza. Il ministro Bodi ascolterà i vertici del calcio, così come degli altri sport, visto che la riforma riguarda tutte le discipline. Io credo che qualcosa siamo riusciti a migliorare di questa legge dello sport. Non tutto, dobbiamo impegnarci per migliorare ancora di più, al fine di garantire la presenza sempre, e torno sullo stesso termine, del volontario, che assolutamente tutti ci invidiano. Il volontario è la colonna portante della nostra socialità. Andranno individuate le figure professionali e quindi bene le funzioni che svolgono tanti volontari, all'interno anche del mondo dilettantistico, per evitare che gli stessi subiscano delle negatività collegate all'applicazione della riforma, e speriamo quindi di mettere a fuoco questa situazione nell'arco di questa stagione sportiva in modo tale che ci siano ulteriori modifiche migliorative rispetto al testo attuale.